Allora, direi che a questo punto siamo in diretta, vediamo se Streamer ci dà qualche segnale, direi di sì, quindi a questo punto iniziamo e bentornati su Parresia. Allora, puntata di oggi, puntata iniziale di, credo anche una piccola serie molto probabilmente, perché è una serie di guerre e con oggi si parte dalla prima cronologicamente, che hanno completamente cambiato, diciamo, lo scacchiere anche geopolitico, questa specialmente e non solo, ma poi ce ne saranno anche altre successivamente, fino di fatto ad arrivare a quella che è la guerra dei 7 anni. Ma oggi partiamo da una delle guerre di successione forse più famose e più importanti dell'età moderna, cioè la guerra di successione spagnola, che iniziò dal 1700-1701 circa e finì tra il 1713 e il 1714. Con me, ovviamente, per parlarne abbiamo Giovanni Cerino Badone, quindi un gradito ritorno. Ciao Giovanni, grazie di essere qui. Ciao Luca, e grazie dell'invito come sempre e un saluto a tutti coloro i quali sono appunto collegati in questo momento con noi. Allora, sarà ovviamente una live principalmente di carattere militare, poi magari cerchiamo magari di rimpallarci un pochino, vediamo anche di aggiungere qualcosa anche da un punto di vista politico, anche qualche curiosità, perché comunque se su YouTube Italia magari questo argomento non è stato tanto trattato, però diciamo che c'è una enorme storiografia, ma anche insomma a livello di altri media come nel cinema è stata ben trattata in realtà questo periodo e a maggior ragione questa guerra. E io prima faccio un disclaimer, ti prego YouTube non limitarmi di nuovo la monetizzazione, dato che l'hai già fatto con la rivolta dei Paesi Bassi insieme a Riccardo Mardegan. Io vi chiedo ovviamente voi chat, dato che comunque siete qua presenti, magari dopo la live andatevi a recuperare tranquillamente quella live che ancora c'è, esiste, però insomma la monetizzazione è stata limitata da YouTube per motivi che ancora non ho capito. Quindi È filo olandese YouTube, quindi insomma, guarda, mi è venuto in mente proprio questo. Forse sì, e quindi magari non vogliono che ci sia tutto questo. Comunque, nonostante io abbia cercato informazioni, non siamo riusciti a capire il perché, però vabbè, pazienza, andiamo avanti e vediamo come andrà. Quindi, allora, iniziamo. Io a questo punto agevolo le tue slide, che sono sempre meravigliose slide che mi piacciono sempre un sacco, e a questo Grazie Luca. punto ti lascio la parola, Giovanni, prego. A proposito, Grazie. fammi un segno quando vuoi che cambi ovviamente la slide. Perfetto, perfetto, va bene, grazie Luca. Allora, come solito, come ti ho già detto, grazie dell'invito. L'argomento di questa sera è la guerra di successione di Spagna, e sebbene a chi si occupa di storia sa bene di cosa parliamo, quando lo presenti agli studenti provoca sempre grandi grattacapi e preoccupazioni. Perché è uno di quegli argomenti che quando apriamo libri di storia, soprattutto a livello di scuole superiori, liceo, provoca panico, cioè un elenco, una successione di guerre, appunto definite guerre di successione, che implicano quindi che cosa? Una successione al trono di qualche regno o altre realtà statuali del XVIII secolo, comunque dell'Ancien Regime. Bene, provoca panico, vi dice aiuto, di cosa stiamo parlando, come ne stiamo parlando, e gli studenti, come è suggerito dalle immagini che stiamo proiettando, si mettono le mani sulla fronte e dicono oddio, è un elenco di guerre che devo imparare a memoria, nessuno se le ricorda più, non servono assolutamente a niente e ne impariamo solo per far contenti i professori. Sono 4 di solito, le abbiamo elencate qui: successione di Spagna, polacca, austriaca e bavarese, con altre guerre che sono con loro strettamente correlate, prima di quella spagnola, la guerra della Lega di Augusta, la guerra della quadruplice alleanza tra la spagnola e la polacca, la guerra dei 7 anni, che fosse la più nota e qui non è presentata, tra l'austriaca e la bavarese. Sono tutte guerre collegate tra di loro, che gli storici presentano come guerre dinastiche, in realtà sono guerre per il dominio del mondo, alla fine, guerre che decidono la geopolitica e gli equilibri delle potenze del periodo. Quindi parliamo di guerre che sono importanti e che noi, per quello che riguarda la nostra storia nazionale e la storia europea,
dobbiamo conoscere per un sacco di buoni motivi. Infatti, se passiamo all'immagine successiva, questa è l'immagine, è la carta dell'Europa al termine del congresso di Vienna nel 1815. Questa realtà qui, che rimarrà di fatto più o meno fossile, a parte il periodo delle guerre napoleoniche, questa è l'Europa che nasce, che viene formata al termine della guerra di successione spagnola, con delle realtà che diventano veramente gli attori principali delle politiche internazionali delle guerre europee e mondiali. La Gran Bretagna, prima di tutto, che diventa la vera grande potenza navale e l'impero intorno al quale tutto ruota, praticamente dal circolo polare artico al Sud America, passando per l'Africa. L'impero austriaco, che diventerà l'attore principale e l'arbitro del destino della nostra penisola. L'impero austriaco mette le mani su Milano nel 1713, diventerà proprio Milano e il Ducato di Milano diventeranno parte integrante dell'impero asburgico, e questa cosa qui rimarrà fino al 1859, quindi dovrà esserci veramente un grande capovolgimento delle alleanze e la creazione di un nuovo Stato per poter cambiare lo status quo che nasce con Utrecht, che poi è la pace che sancisce la fine della guerra di successione spagnola. Quindi è una guerra che dobbiamo conoscere, perché da essa sono dipesi gli equilibri del nostro paese e di fatto di tutta l'Europa. E gli ultimi rimasugli di questa impostazione geopolitica verranno poi spazzate via solamente da un grande evento che è la Prima Guerra Mondiale, che veramente cancellerà completamente quella che era stata l'architettura nata da Utrecht. Quindi insomma abbiamo detto che è una guerra che bene conosce ed è una guerra importante. E adesso andiamo ad analizzarla appunto in tutti i suoi elementi. Allora, perché nasce? Guerra di successione, c'è una successione, quindi qualcuno che deve succedere a un re. Il bellissimo ragazzo che vediamo qui raffigurato, Carlo II di Spagna, è re appunto è il monarca della monarchia, è il re della monarchia spagnola, scusate, è messo sul trono della monarchia spagnola, che non è una roba da poco. In quel momento la Spagna, sebbene sia una realtà parzialmente in declino, è un impero dove effettivamente non tramonta mai il sole ancora come all'epoca di Carlo V. Abbiamo la Spagna, i domini del Centro America, quindi il Messico, la Florida, tutta la parte sudamericana, e non dimentichiamo che ancora sono in funzione le miniere peruviane andine, sulle quali poi è regolato tutto il commercio mondiale, che sarà soppiantato solo in parte successivamente dalle nuove miniere d'oro trovate in Brasile, comunque nei possedimenti portoghesi. Ecco perché il Portogallo diventerà un alleato importante per chiunque nel corso di queste guerre del XVIII secolo, fino alle Filippine. Bene, questo signore, figlio di personaggio molto infelice, figlio di 2 cugini, quindi condizionato nella sua vita da tutta una serie di disagi fisici e probabilmente anche mentali, estremamente religioso, chiuso, incapace di qualsiasi anche semplice movimento senza creare preoccupazione nella corte, chiaramente non è in grado di procreare un erede e crea un grossissimo imbarazzo a livello europeo, perché chi prenderà il trono si aspetta da lui un testamento. Questo testamento, non sappiamo quanto più o meno condizionato dalle persone che lo circondavano a corte, chiaramente condizionato, alla fine sarà scritto a favore di un suo parente, comunque legato alla corte di Luigi XIV, re di Francia, appunto al nipote di Luigi XIV, tale Filippo. Consegnando il trono a Filippo voleva dire che la Francia e la Spagna avevano sui rispettivi troni 2 persone imparentate tra di loro, e quindi voleva dire un asse di alleanze tale da sbilanciare completamente quelli che erano stati gli assetti politici impostati con Westfalia nel 1648, ribaditi con la pace dei Pirenei nel 1659,
abbastanza messi sottosopra da Luigi e dalle sue politiche espansionistiche, ma tutto sommato avevano tenuto fino alla guerra della Lega di Augusta, e adesso con questa nuova, tenete conto che nella guerra della Lega di Augusta Francia e Spagna erano state sui fronti contrapposti, quindi avevano fatto una guerra tra di loro, e adesso queste due realtà si trovano alleate. Quindi con i due principali regni europei dell'Europa occidentale, con alle loro spalle un immenso impero coloniale. Ecco, questa cosa incomincia a preoccupare non poco, ma tantissimo, tutte le corti europee. Fra tutte, due in particolare, Vienna, che poteva vantare dei diritti su questo trono spagnolo, e l'Inghilterra, che appunto vedeva col fumo negli occhi la nascita di una grande superpotenza come poteva essere quella franco-spagnola di questi anni. Allora, io qua intervengo proprio perché hai posto in essere la questione dell'Inghilterra. Hai detto nel 1700 Carlo II di Spagna, insomma, ci lascia le penne, insomma, muore, e quindi di conseguenza deve... A chi va questo regno? All'inizio, insomma, si pensa a Filippo il futuro Filippo V, che sarà Filippo V di Spagna, attualmente Filippo d'Angiò, nipote quindi di Esatto. Luigi XIV. In Inghilterra c'è una cosa similare, per cui però non scatta una guerra interna, ok? Ma solo una guerra esterna, che è appunto quella di successione spagnola. Cioè, di fatto, a seguito della gloriosa rivoluzione del 1689, lo sapete, l'avevamo anche detto nella live sui Paesi Bassi, di fatto arriva al potere, e non solo, anche sulla rivoluzione americana, arriva al potere Guglielmo III d'Orange, cioè lo stakeholder delle 7 province unite, che aveva sposato una cugina, cioè Maria II Stuart, quindi della casata Stuart, va bene, quella che effettivamente era regnante, ma da qua praticamente inizia, tra virgolette, una nuova casata che sarebbe quella degli Orange in Inghilterra. C'è un problema però, cioè che anche qui non c'è un erede, e a questo punto diciamo che gli inglesi cercarono di arrivare a risolvere ben prima la situazione con quello che poi, lo vedremo, magari lo spieghiamo dopo, è l'Act of Settlement, cioè un atto del 1701 nella quale appunto alla morte fondamentalmente di Guglielmo III sarebbe andata prima, vabbè, Anna Stuart, che poi sarebbe diventato nel 1707 la prima regina di Gran Bretagna, perché ci sarà l'unione appunto parlamentare delle due corone, quindi l'unione effettiva già c'è stata nel 1600 ovviamente con il primo Giacomo I Stuart, ma successivamente invece ci sarà una ratifica proprio da questo punto di vista. E una volta però estinta anche quest'ultima, la corona doveva andare agli Hannover, cioè praticamente a un ramo della famiglia, quello di Sofia Hannover, però solo il ramo non sposato con cattolici, e che non sia ovviamente cattolico esso stesso. E quindi alla fine, poi successivamente, qua siamo già oltre, però faccio un piccolo spoiler, successivamente chi andrà al trono dopo Anna Stuart, la dinastia Hannover con Giorgio I. Quindi ci sarà Giorgio I, Giorgio II, Giorgio III, e la dinastia Hannover arriverà financo praticamente all'inizio del Novecento, con il 1901, quando appunto l'ultima Hannover, cioè la famosa regina Vittoria, ci lascerà le penne, insomma, Morirà di vecchiaia. morirà di vecchiaia, perché comunque un regno lunghissimo, doppiato da la regina Elisabetta II Windsor. Però, a prescindere da questo discorso, comunque siamo in una situazione nella quale l'eredità è molto importante, lo è sempre stata nella storia, ma è molto importante, a maggior ragione qui. Scusami se ho fatto questa lieve digressione, ma forse è necessaria. Prego. Necessario, Luca, e quindi alla morte di Carlo viene aperto il testamento e si scopre che Filippo di Borbone, ai loro, diventa re di Spagna. E quindi la parola passa di fatto prima
trattative di diplomazia serrata e poi di fatto le armi, quando si vede proprio la volontà, soprattutto del re di Francia, di Luigi XIV, di non recedere appunto dalla volontà di supportare il nipote, ma al contrario di dare spazio alle armi per decidere la questione. Andiamo avanti e vediamo appunto i protagonisti veri e propri. Ecco, i veri arbitri della situazione e colui che di fatto poi sarà il responsabile principale della guerra è Luigi XIV, il quale è deciso a supportare in tutti i modi il nipote Filippo d'Angiò, scusate, e quindi di fatto a supportarlo anche con un conflitto europeo di grandi dimensioni, e soprattutto lui è decisissimo nel cercare di legare a doppio filo le due corone, appunto, di Spagna e Francia. Chiaramente questo è un problema perché diventa una rottura degli equilibri europei. Ma abbiamo a che fare con un personaggio che appunto la storiografia britannica non vede chiaramente di buon occhio ed è l'antagonista per eccellenza della Gran Bretagna del periodo. Ma abbiamo a che fare con una persona che si impersonificava direttamente con lo Stato, ma addirittura con qualcosa di oltre. Vediamo uno dei suoi sigilli che è raffigurato con un sole che appunto illumina il globo con la scritta in latino Nec pluribus impar, sigillo, immagine, simbolo che addirittura faceva fondere sulle culatte dei suoi cannoni, e non a caso viene conosciuto come il Re Sole. E anche l'iconografia che lo raffigura, come questo ritratto a cavallo che vediamo sulla destra dello schermo, dunque degli strumenti che state utilizzando. Addirittura viene raffigurato come un unicorno, c'è il suo bastone di comando che spunta dalla fronte del cavallo. Chi lo ha raffigurato così lo ha direttamente equiparato a quasi a un eroe dell'epoca classica. Rappresenta la sua virilità, rappresenta qualcosa quasi come un semidio pagano, piuttosto che non Sua Maestà Cristianissima, come poi nella parte finale del suo regno amava farsi raffigurare. Quindi un sovrano estremamente consapevole di sé, estremamente consapevole di essere al capo della superpotenza europea del periodo, superpotenza che aveva tutti gli interessi nel proiettare, appunto, scusate il gioco di parole, la propria potenza all'esterno per dominare la politica estera europea del periodo. Ovviamente non tutti sono d'accordo con lui e nell'immagine successiva possiamo vedere il suo grande avversario, questo Guglielmo III d'Orange o d'Orange, se lo pronunciamo in olandese, che appunto era diventato re d'Inghilterra al termine della gloriosa rivoluzione, quindi tutto questo grande cambiamento ai vertici dello Stato inglese, dove appunto l'Inghilterra aveva smesso di essere un regno cattolico, ma era diventato protestante anglicano, comunque capofila di tutti quegli stati o regni in Europa che si ponevano contro la Francia non solo da un punto di vista politico, diplomatico, ma anche confessionale, e quindi diventa il capofila delle forze protestanti. Non a caso sarà anche uno dei protettori delle popolazioni valdesi nelle Alpi occidentali, e non a caso il duca di Savoia, il Gran Volpone, il Renard, quindi proprio la volpe sabauda, si legherà a lui e all'Inghilterra nel corso di questo conflitto. Bene, è deciso quanto mai a contestare a Luigi XIV la scelta del re di Spagna e al contrario supportare le rivendicazioni asburgiche, i quali hanno un arciduca, Carlo, che è perfetto per poter essere installato sul trono di Madrid, col nome appunto di Carlo III di Spagna. Figlio di Leopoldo I, se non ricordo male. Esattamente, figlio di Leopoldo. In più c'è anche un problema economico, cioè le piazze spagnole erano, come dire, particolarmente appetibili da un punto di vista commerciale, per non parlare di tutti i commerci transoceanici verso l'America del Sud piuttosto che non l'America del Nord. E quindi l'avere una Francia che gestisce il traffico commerciale spagnolo a scapito di quello olandese, soprattutto di quello inglese, rappresenta un grosso problema che
può essere risolto attraverso un conflitto. E quindi l'Europa si prepara a questa nuova detonazione destinata a pochi anni dalla chiusura della guerra della Lega di Augusta, 1696, nuovamente a essere interessata da un conflitto di grosse dimensioni. E di fatto cosa succede? Iniziano a crearsi delle alleanze. Chiaramente da una parte abbiamo la Francia e la Spagna di Filippo, che appunto si preparano a sostenere l'urto di un'alleanza europea di grosse dimensioni decisa a spezzare questo asse tra Parigi e Madrid. D'altra parte l'Inghilterra riesce a tessere un'alleanza, nota anche come Grande Alleanza, che effettivamente interessa più o meno quasi tutti gli stati europei. L'Inghilterra, le Province Unite d'Olanda, il Sacro Romano Impero con tutta questa costellazione di ducati, contee o comunque realtà più o meno piccole legate alla corona asburgica, l'impero asburgico stesso, più ovviamente anche altri regni che cominciano ad emergere, come il regno in Prussia, poi il regno di Prussia, che fornirà truppe di prima scelta alla Grande Alleanza. Non solo piccoli stati tedeschi, ma anche il Portogallo, che comincia a diventare un elemento importante in questa Grande Alleanza. Perché? Perché appunto diventa uno delle miniere nelle colonie di proprietà del Regno di Portogallo, diventano, come dire, una delle assicurazioni contabili per il debito che verrà acceso per finanziare questi enormi eserciti che cominceranno a calcare i campi di battaglia europei del periodo. L'unico elemento tedesco che esce dal coro è la Baviera. La Baviera, l'elettore di Baviera, che ha degli interessi specifici nell'entrare nella realtà, soprattutto asburgica di Vienna, decide di allearsi con la Francia. Non sia mai che una vittoria francese possa consentire all'elettore di Baviera di essere anche proclamato Sacro Romano Imperatore. Allora, volevo solamente aggiungere questo, riguardo appunto l'elettore di Baviera. Ecco, noi parliamo di elettorato di Baviera, cioè è diventato un principe elettore del Sacro Romano Impero, la Baviera, ma solo dal 1648, cioè dalla pace di Westfalia. Gli originali 7 principi elettori della Bolla d'Oro, se non ricordo male, del 1354-56, non contemplavano la Baviera, erano 3 principi religiosi e 4 invece principi laici. E ovviamente tra questi non c'era la Baviera. Arriverà solamente nel 1648. Capite bene che quando arriva un'occasione del genere, bella ghiotta, come dire, è ovvio che a un certo punto bisognerà in qualche modo cercare di insinuarsi anche in un impero, il Sacro Romano Impero, che aveva intanto alla sua base grandissimi patti di feudalità. Ora non poniamoli adesso da un punto di vista medievale, quanto proprio di alleanze interne e anche di pesi e contrappesi politici da questo punto di vista, no? Cioè abbiamo comunque sempre un imperatore che viene eletto, certo ha una via ereditaria, ma viene comunque eletto, confermato dai principi elettori, e quindi da questo punto di vista un elettore che è contrario, questa cosa succederà in realtà ben prima, già con la guerra dei 30 anni, certo. Giovanni, quindi se con il viene a Palatinato, mancare, per esempio. esatto, perché se viene a mancare la legittimazione degli elettori, tu non sei Sacro Romano Imperatore. E questo cosa comporta? Comporta che se io devo chiedere una leva militare al Sacro Romano Impero, e io non sono legittimato come tale, allora ho poco da chiedere della gente che non mi considera come tale. E difatti in una guerra successiva, la guerra della Prammatica Sanzione o guerra della successione d'Austria, Maria Teresa e suo padre soprattutto faranno di tutto di più per ottenere questa legittimazione, che sarà messa in discussione da chi? Nuovamente dalla Baviera, tanto per fare un po' di anticipazioni, ma dovranno lottare e alla fine riusciranno con un grande dispendio diplomatico a
a ottenere questa legittimazione per poter essere considerati imperatori e per poter chiedere queste leve militari a tutti gli stati dell'impero, dove a quel punto sì, riconoscendoti come imperatore, io ti supporto da un punto di vista politico e chiaramente militare. E infatti non a caso, provo a pensarla così, ok? Poi magari mi smentirete anche voi della chat oppure te Giovanni, però non a caso se noi facciamo un salto poi in avanti nel tempo, la Baviera aveva una certa importanza all'interno anche del contesto, vabbè ormai il Sacro Romano Impero è finito, siamo post restaurazione, piano piano si arriva alla composizione di un impero totalmente austriaco e poi austro-ungarico successivamente. Guarda caso, ad esempio, un imperatore famosissimo come Francesco Giuseppe, la moglie Sissi era bavarese, comunque facente parte della famiglia di Wittelsbach, e non solo, il cugino stesso, Ludwig II, era il re della Baviera, quindi regnava a Monaco, cioè era un regno comunque molto ricco da un certo punto di vista e anche molto importante proprio per quello. Comunque, scusate di nuovo l'interruzione, prego Giovanni. No, ma è certo che così la Baviera di fatto controlla tutto l'altipiano sud della Germania meridionale, quindi dal punto di vista proprio della geografia della Mitteleuropa è un perno chiave, e lo è stato di fatto fino a tutta la guerra fredda, quindi parliamo del secolo scorso, anche dal punto di vista di pianificazione della difesa del continente europeo, ricco di risorse, a controllo di un crocevia proprio di comunicazione tra nord e sud Europa e est e ovest Europa, fondamentale, al punto che la Baviera diventa uno dei principali alleati di Napoleone Bonaparte. Con la restaurazione non osano cancellarlo e al contrario diventa uno degli stati principali, dopo che avrà cambiato alleanze, chiaramente anche loro ci hanno giocato molto su questa cosa. Uno dei cardini della restaurazione del Sacro Romano Impero dopo il congresso di Vienna, o della Confederazione Germanica, che sarà il nuovo nome che prenderà questo conglomerato di stati, e fino alla guerra del 1866 sarà uno dei protagonisti della politica germanica o comunque dell'Europa centro-settentrionale. Dopo la sconfitta del 1866 diventerà sempre più agganciato alla nuova realtà germanico-prussiana, fino a essere completamente inglobato, ma appunto rimane una delle grandi realtà che, se volete, fondanti dello Stato tedesco del XIX secolo. Prossima puntata parleremo anche della Baviera, come dedicato solo alla Baviera. E abbiamo, come dire, tutta una serie di teatri di guerra, perché questa non è una guerra che si limita a pochi teatri, ma coinvolge tutto il teatro europeo. Andiamo con ordine. Allora, la Francia è alleata con la Spagna, quindi Francia è numero 1, alleata con la Spagna, che è lo Stato assegnato con numero 2. La Spagna, come ci siamo detti, è una realtà che non riguarda solo la penisola iberica, ma abbiamo il nucleo centrale della monarchia, che è appunto i territori iberici, ma abbiamo anche il Regno di Napoli, quindi chi è re di Spagna è anche re di Napoli, ed è anche duca di Milano, che è l'elemento centrale e chiave per il controllo della penisola italiana. Chi controlla la Lombardia controlla di fatto tutte le comunicazioni e gli assetti logistici per potersi muovere dalle Alpi alla penisola italiana e di lì a scendere verso sud. Dopodiché abbiamo la Baviera, che è segnata col numero 3, che è importante, come ci siamo detti, perché da quel nucleo lì io posso effettivamente lanciare un'offensiva verso ovest e quindi penetrare nei centri vitali del Sacro Romano Impero, comunque dell'impero asburgico, che poi alla fine è di fatto un triangolo di città tra Breslavia, Vienna e Praga. All'interno di quel triangolo io controllo tutto quello che sono le vie di comunicazioni fluviali e terrestri del Sacro Romano Impero, e come vedete queste sono le disponibilità terrestri che ha questa alleanza franco-spagnola. Contro di loro viene creata questa grande architettura diplomatico-militare che è la Grande Alleanza. Il grande protagonista della Grande Alleanza, scusate il gioco di parole, è l'Inghilterra, segnata con la lettera A. Il suo come dire, socio senior, che è l'impero asburgico,
è segnato dalla lettera B, impero che tra l'altro avrà momenti di forte tensione interna dal momento che allo scoppio della guerra, supportato direttamente o indirettamente dalla Francia, ci sarà una grande rivolta ungherese che non gli permetterà, almeno nelle fasi iniziali, di poter gettare sul tavolo degli scontri tutto il proprio potenziale umano e militare. Gli olandesi, le province unite d'Olanda, che sono segnate con la lettera C, il regno di Prussia, che viene definito di Prussia perché non gli si voleva dare il titolo regio, in quanto lo avrebbe elevato a uno status diplomatico e politico troppo importante e antagonista all'impero asburgico. Poi successivamente si sono neanche accordati di fatto da regno di Prussia, è diventato regno prussiano, non regno in Prussia, ma regno di Prussia a tutti gli effetti. E infine, con la lettera E, il Portogallo, con quell'importanza economica che abbiamo visto nella parte principale. Con l'esclusione della Prussia e dell'impero asburgico di Vienna, vedete bene che si tratta principalmente di potenze navali, soprattutto l'Inghilterra e l'Olanda dominano di fatto le rotte dell'Atlantico e anche in parte poi del Mediterraneo. Con la lettera F abbiamo una realtà, se volete possiamo definirla jolly, che è il Ducato di Savoia. Perché jolly? Perché inizia la guerra come alleato della Francia. Dopodiché si trova in una posizione scomodissima, cioè il duca di Savoia, Vittorio Amedeo II, è un personaggio estremamente ambizioso, vuole ottenere l'indipendenza diplomatica dalla Francia, che di fatto è il suo tutore o comunque controllore sempre presente in qualsiasi azione. Vuole smarcarsi sostanzialmente dalla presenza francese. Per fare questo, inizialmente non lo può fare perché avere i francesi a ovest e il Ducato di Milano a est, di fatto aveva due gendarmi che lo controllavano a destra e a sinistra. Quando incomincia ad arrivare un esercito asburgico in Lombardia, comandato dal cugino, il principe Eugenio di Savoia, che poi vedremo più tardi cosa farà e come lo farà, bene, incomincia a pensare che forse conviene smarcarsi da questa alleanza. E si smarcherà appunto nel 1703, iniziando delle trattative diplomatiche. I francesi lo anticipano e di fatto disarmano il suo esercito a San Benedetto Po, lungo il fronte contro le forze asburgiche. Di fatto si trova nell'autunno 1703 praticamente disarmato, deve ricostituire completamente un nuovo esercito, finanziato dalle casse olandesi e inglesi, e nel 1704 a tutti gli effetti diventerà un alleato importante per la Grande Alleanza, dal momento che dal Ducato di Savoia si possono lanciare delle offensive nel sud della Francia con dei risultati piuttosto particolari che possiamo andare a vedere nelle immagini seguenti. Prima di entrare nel dettaglio dei teatri di guerra, questo conflitto è stato come scoperchiare il vaso di Pandora delle tensioni europee. Prima di tutto a nord Pietro il Grande si sentirà autorizzato a lanciare a iniziare una guerra contro la Svezia, al fine di raggiungere il mare, che il suo grande obiettivo è dare alla Russia, all'impero russo, degli sbocchi sul mare. Prima fra tutti, la nuova capitale dell'impero russo sarà San Pietroburgo, che verrà costruita direttamente sulle sponde del Mar Baltico. Quindi segnato numero uno, l'impero russo, che avrà come suoi alleati la Sassonia, di Augusto di Sassonia, supportato poi successivamente dalla Danimarca, numero 3, e dal regno in Prussia, di Prussia, con numero 4, che appunto daranno inizio a quella che è conosciuta come la guerra del Nord o la grande guerra del Nord, della quale accenniamo solo qui, e anche perché è un conflitto complesso, lunghissimo, che inizierà nel 1700 e terminerà ben oltre la pace di Utrecht. 721, esatto, che merita appunto una trattazione a parte, perché raggiunge veramente dei livelli che molto spesso trascendono addirittura la storia, raggiungono quasi l'epos, date le situazioni che si verranno a creare. Un'altra guerra che riguarda uno Stato italiano che in questo conflitto terrà sempre un profilo molto
basso, che è la Repubblica di Venezia, riguarderà poi la guerra di Morea contro l'impero turco. Cioè, Venezia cerca di ritornare ai fasti del 500, ma in realtà non ci riuscirà o ci riuscirà solo parzialmente. Ma è un conflitto di dimensioni planetarie. Ecco, questa è la grande novità della guerra di successione d'Austria, che non riguarderà solo l'Europa, ma riguarderà anche tutte le colonie. Certo, non avremo un'escalation bellica simile a quella che vedremo in Europa, ma combatteranno comunque in Nord Europa, ci saranno delle operazioni navali nel Nord America, nel Sud America, addirittura interesseranno le colonie asiatiche, e quindi vedete che questo conflitto per la prima volta non sarà solo limitato al continente europeo, ma riguarderà di fatto tutto il planisfero. Allora, due cose volevo dire. La prima riguardo quest'ultima cosa che hai detto, quindi possiamo dire che è una situazione un po' prototipica di quello che avverrà poi come quella che sarà la cosiddetta primavera guerra mondiale d'età moderna, cioè la guerra dei 7 anni, dove effettivamente paesi, cioè colonie fondamentalmente saranno impiegate direttamente a riguardo, o è una situazione paritaria, cioè uguale, identica? No, sarà molto di più, cioè, anzi, molto di più, cioè, è sicuramente, io non userei neanche il termine prototopica, ma userei proprio, lo è già. Chiaramente qual è la differenza? La differenza è meramente storiografica, cioè gli inglesi, e soprattutto gli storici inglesi e statunitensi, vedranno, o meglio dire, enfatizzeranno molto di più le operazioni della guerra dei 7 anni, perché poi ci sarà l'abbandono definitivo delle colonie francesi del Nord America, quindi la Nouvelle France verrà ceduta agli inglesi, quindi è un cambiamento completo di quello che sono le sorti del conflitto, della realtà nordamericana. Ma in realtà i grandi combattimenti iniziano con questa guerra, proseguiranno molto di più con la guerra di successione austriaca, dove tra l'altro sarà interessata non solo, appunto, non solo le colonie nordamericane, ma anche e soprattutto le colonie indiane, dove tu con la battaglia di Plassey hai anche lì l'abbandono delle colonie francesi del subcontinente indiano a grande vantaggio inglese. Ed è quella la guerra che poi sentirà definitivamente un cambiamento, o comunque verrà, come dire, sancito il vero grande dominio coloniale inglese, con delle dimensioni tali che sarà raggiunto solamente alla fine dell'Ottocento con le guerre anglo-boere, perché poi terminata la guerra di successione spagnola e quella austriaca, gli inglesi veramente dominano il rule the waves, perché dominano non solo l'India, iniziano a subentrare gli olandesi nel continente africano, ma soprattutto anche tutto il continente nordamericano, perché le colonie inglesi, le 13 colonie, non si sono ancora ribellate. Quindi comincia veramente a avere una visione planetaria di questo impero. Certamente, poi con la guerra dei 7 anni l'abbiamo visto nelle 2 live dedicate alla rivoluzione americana, diciamo il prequel, la guerra dei 7 anni, in questo caso anche le guerre franco-indiane, che ne sono una parte, poi daranno di fatto un sacco di ulteriori territori agli inglesi, specialmente nel Nord America, quindi di conseguenza, diciamo, saranno, come si suol dire, dappertutto. C'è una domanda invece riguardo alla Prussia, e ti chiedo di rispondere brevemente, Sì? che ci chiede Giuseppe. Il problema prussiano non era un cavillo legale che non era possibile elevare un membro a regno con unica eccezione, la Boemia? Non lo so dire per certo che la trattativa per diventare regno fu una trattativa che fu portata avanti dal papà dal nonno di Federico il Grande di Prussia, Federico I di Prussia, per poter appunto elevare il proprio cos'era il Granducato, mi sembra, di Brandeburgo, il Ducato di Prussia, a regno a tutti gli effetti. La merce di scambio in questo caso erano truppe, vengono fornite delle truppe all'impero asburgico per poter combattere appunto in tutti i fronti aperti della guerra di successione spagnola, in cambio appunto delle elevazioni del regno. Questo chiaramente ha un'implicazione a livello diplomatico e politico. Però da un punto di vista strettamente legale di quello che era il mondo
appunto del giuridico del fine XVII, inizio XVIII secolo, onestamente non lo conosco. Ecco, questa guerra è la prima guerra che vede su larghissima scala l'impiego di nuovi armamenti, soprattutto per quello che riguarda la fanteria, che è l'armamento individuale della fanteria, che sono i fucili a preda focaria e la baionetta, e cambiano completamente il mondo della guerra. Se abbiamo ancora nella guerra della Lega di Augusta reggimenti che combattono con la picca, con la guerra di successione spagnola, a parte pochissime realtà proprio nei primi mesi di guerra, le picche scompaiono e tutti gli eserciti sono armati di fucili a preda focaria. E questo comporta due cose, e lo vediamo nell'immagine successiva. La prima cosa, che cambiano le tattiche, e quindi scompaiono queste grandi massicce formazioni della fanteria, e abbiamo l'utilizzo di tattiche lineari per l'enfatizzazione e lo sviluppo della potenza di fuoco che questi armamenti consentono. E dopodiché, come abbiamo già parlato in una live che abbiamo tenuto io e te, i campi di battaglia diventano estremamente letali. Per quello che riguarda la cavalleria, è un momento ibrido, e sarà sciolto questo problema solamente nelle fasi finali della guerra di successione austriaca e nella guerra dei 7 anni. Si dibatte ancora se la cavalleria deve essere una piattaforma mobile di fuoco, lo vediamo a destra con i cavalieri che di fatto combattono come se fossero un'unità montata di fanteria, schierati in linea che fanno fuoco con le proprie armi individuali, o un'arma d'urto, cioè che serve per sfondare le linee avversarie. Indecisi sul da farsi, i teorici del periodo suddividono i reparti di cavalleria tra dragoni e altra cavalleria leggera armata con armi individuali, o l'arma proprio a cavallo d'urto, che sono appunto i reggimenti di corazzieri. Qui vediamo sulla sinistra un disegno, una litografia di Ottenfeld che raffigura appunto un corazziere imperiale asburgico dotato della sua corazza che lo protegge che serve per i combattimenti ravvicinati e diventa come dire, il simbolo proprio della cavalleria utilizzata come arma d'urto che deve appunto sfondare le linee avversarie. Quella che ha un utilizzo particolare, o comunque ha due funzioni principali, è appunto l'artiglieria. Mentre sul campo di battaglia risulta poco efficace per varie ragioni. Per un problema di calibro, spostare grossi calibri sul campo di battaglia è virtualmente impossibile, dal momento che ancora non sono stati codificati e pensati sistemi di artiglieria validi, sufficientemente potenti per poter accompagnare i movimenti della fanteria. Quindi i vari sistemi Valier, tanto per citarne uno, ancora non sono stati pensati e realizzati, lo saranno dopo questa guerra. Al contrario, l'artiglieria diventa un elemento fondamentale per la guerra d'assedio. Ecco, la guerra d'assedio, soprattutto grazie a un grande teorico, l'ingegnere francese Henri-Sébastien Lapresse, Marquis de Vauban, diventerà, come dire, la guerra delle fortezze sarà uno degli elementi chiave di questa guerra, perché le fortezze controllano un sistema viario ancora ancorato in parte alle strade romane, quindi povero. Senza quelle fortezze non riusciamo a controllare delle vie di accesso, o comunque non riusciamo a controllare la rete logistica che permette a questi eserciti di muoversi, e l'assedio diventa un elemento chiave. Ecco, non cadiamo nel tranello del dire è una guerra dove si basa tutto sul gioco sugli scacchi, come se fosse una partita a scacchi. È una guerra dove le battaglie avvengono, sono battaglie estremamente sanguinose, con perdite nell'ordine del 20, se non addirittura il più per cento degli eserciti che vi prendono parte. Chiaramente bisogna occupare le fortezze, perché precludono l'accesso agli obiettivi operativi strategici di ciascuna campagna. Abbiamo accennato a Vauban. Vauban mette a punto già nella seconda metà del 600 nuove tattiche d'assedio, che qui vediamo raffigurate in uno schema classico, comunque definiamolo teorico in modo tale da didattico, ecco, con le parallele che sono delle trincee, ecco, in questo caso parliamo proprio di trincee, quindi fossi scavati per proteggere le truppe impegnate nelle operazioni ossidionali,
Queste trincee vengono scavate a 600, 300, 100 metri e anche più ravvicinate nei confronti del fronte d'attacco, cioè il settore della fortezza che devo assediare. Sono collegate tra di loro da trincee di comunicazione a zig-zag per evitare l'arrivo delle palle di cannone che appunto devono intercettare queste palle, evitare che rotolino e di fatto uccidano il personale che utilizza queste trincee. Lungo le trincee vengono costruite le batterie che devono colpire le mura della fortezza. È uno scontro tra l'artiglieria dell'assediante e il muro e il fucile dell'assediato. Chi vince? Vince chi arriva a ridosso della fortezza, crea un buco nelle mura e dopodiché costringe il difensore a ritirarsi. Non esistono fortezze inaffondabili, è un'utopia, come la nave inaffondabile. È a tempo, nel senso che se una fortezza per quanto ben difesa e se viene attaccata bene non può resistere oltre una sessantina di giorni. Se resiste di più c'è qualcosa che non va, soprattutto dal punto di vista delle tattiche dell'attaccante. Ma vedremo poi un caso particolare. Allora, prima di passare i piani contrapposti, Giuseppe, quello che ci ha chiesto riguardo la Prussia, ha detto che se l'è andato a rileggere, gli unici regni de iure nell'impero erano la Boemia e l'Italia, quindi gli Asburgo si appellarono a questi cavilli per evitare l'elevazione. Perfetto, della grazie, Grazie Giuseppe, preziosissimo. Mi scuso con Giuseppe per la mia ignoranza nei confronti appunto di questi aspetti giuridici. Comunque difatti il primo come dire, nome ufficiale che diedero alla Prussia fu regno in Prussia e non regno di Prussia, proprio per aggirare questo cavillo giuridico. Piani contrapposti, il primo piano qual è? Nel 1703 è l'accerchiamento e l'annientamento della Savoia. Da un punto di vista militare, qui non si parla di annettere la Savoia alla Francia o alla Spagna, proprio l'eliminazione di un avversario sul terreno, costringerlo alla resa. Vedete il simbolo, questa simbologia tattica operativa contemporanea, quindi c'è proprio il cieco che lo isola e lo annienta. La T raffigura un'attività di blocking, quindi evitare che ci siano delle invasioni lungo la frontiera a nord orientale della Francia, ma al contrario, utilizzando la valle del Danubio e quindi la Baviera, penetrare direttamente nei territori asburgici e creare grossi problemi, se non addirittura la resa o la pace separata, d'impero asburgico. Questo è grosso modo il piano che si presenta alla corte soprattutto di Versailles all'inizio del conflitto. Chiaramente di anno in anno venivano pianificate nuove operazioni, ma nella fase iniziale questa è l'idea che avevano. Al contrario, gli altri possono giocare sui domini del mare. E infatti, se vediamo una mappa, la mappa successiva, possiamo vedere che utilizzando appunto la presenza di ben 3 squadroni navali, quello atlantico, quello nel mare del nord e soprattutto quello mediterraneo, che poi vedremo anche perché riuscirà a entrare così facilmente, poter prima di tutto mettere piede nella penisola iberica e attaccare la Francia lungo la frontiera delle Fiandre, quella del Reno e utilizzando il Ducato di Savoia penetrare nella Francia meridionale. Questo perché, e lo vediamo nell'immagine successiva, questo perché ci sono alcuni problemi nella Francia meridionale ed ecco perché diventa estremamente importante per la grande alleanza appunto avere i Savoia dalla loro parte. Uno, posso raggiungere Tolone, che è la principale base navale francese nel Mediterraneo. Due, con i Savoia alleati proteggo una popolazione di fatto che ha aderito alla riforma, che appunto che sono i valdesi, e quindi dimostro a tutto il mondo protestante che io, Inghilterra e Olanda, difendo in prima persona queste popolazioni riformate. 3, vado a interagire col sud della Francia, dove esiste una popolazione che si è recentemente convertita a forza, che sono appunto gli ugonotti delle Cévennes, e con la mia presenza posso creare una rivolta che esploderà. Nel 1703 la Francia meridionale è di fatto interessata da una rivolta che si chiama rivolta di Camisards, che appunto sono questi protestanti convertiti a forza dalle dragonate, quindi arrivava della truppa in casa vostra e vi dicevano: vi convertite sì o no, puntandovi una pistola alla tempia, e chiaramente tutti si sono convertiti felici di abbracciare il cristianesimo. Questa rivolta esplode
e sarà domata solo dopo 2 anni di lotta abbastanza intensa nella Francia meridionale. Tutto questo perché chi si rivoltava sapeva che a poche leghe di distanza sulle Alpi poteva arrivare da un momento all'altro o dalla Savoia o dal mare un esercito di soccorso. L'esercito non si presenterà mai, arriveranno a Tolone nel 1707, ma la rivolta ormai era di fatto spenta col sangue, con le promesse, con le minacce, ma comunque rappresentava una minaccia strategica credibile ed estremamente preoccupante per Luigi e per tutti i suoi strateghi. Andiamo avanti. E questi sono appunto i teatri che vedranno principalmente coinvolti, sono i teatri di guerra che saranno particolarmente interessati nel corso di questo conflitto. 1. Le Fiandre. In quello che oggi è il Belgio, comunque la frontiera della Francia, sarà il fronte principale di questa guerra. 2. La Baviera, che vedrà nel 1704 l'intervento dell'esercito di Marlborough del principe Eugenio. 3. La Savoia, dopo le Fiandre e la Francia settentrionale, è il fronte principale dove appunto verrà giocato in Piemonte il destino dell'intera penisola italiana. 4. La Spagna, certo si combatte per la successione di Spagna e soprattutto nella Catalogna, che non vede bene, che cercherà tra l'altro, che vedrà la realtà particolare della Catalogna, di Barcellona, verrà in parte negata da Filippo, e quindi ci sarà un'occasione per una rivolta che staccherà Barcellona dal resto della Spagna, e difatti Barcellona diventerà una sorta di capitale per il pretendente asburgico Carlo III. 5. Le Cévennes e Tolone, ne abbiamo già parlato in precedenza. 6. Come fa la Grande Alleanza nei confronti della Francia, fa anche così la Francia nei confronti dell'impero asburgico, fomentando una rivolta in Ungheria che sarà di fatto annientata solo nel corso del conflitto. Quindi, come vedete, è un asse trasversale che va da nord a sud e da est a ovest, che interesserà tutte le parti in causa, sia con un approccio diretto, quindi eserciti che entrano e combattono, e sia con un approccio indiretto, cioè io fomento rivolte, guerriglia nei territori avversari al fine di distogliere forze che possono essere utilizzate nei fronti principali di guerra. E andiamo a vedere questi fronti principali di guerra. Il principale appunto è quello che abbiamo detto della Fiandre e delle Fiandre spagnole. Allora, questo territorio è inizialmente controllato dalle forze spagnole fedeli a Filippo V di Spagna, Filippo d'Anjou, e da truppe francesi. I francesi giocano in questo caso in difesa, l'abbiamo visto nel piano operativo in precedenza con quell'assegno di T che significa blocking, quindi bloccare eventuali avanzate avversarie. In che modo lo blocco? Attraverso la creazione di 3 linee difensive, che sono la linea del Brabante, che è una linea che di fatto da Anversa scende verso Namur, quindi con una linea nord-sud vagamente, e dopodiché ci sono le linee del Précarré. Che cos'è questo Précarré? Il Précarré era un'idea strategica operativa di Vauban di razionalizzare le frontiere estremamente frastagliate, ancora eredità del mondo medievale francese, quindi razionalizzarle da un punto di vista difensivo. E com'è che le razionalizza da un punto di vista militare? Costruendo delle fortezze selezionate in punti operativi ben precisi, quindi a controllo di passaggi obbligati, ponti, strade, catene collinari particolarmente importanti, su 2 linee parallele l'una con l'altra, in verde la prima linea, in blu la seconda linea, collegate tra loro da fortificazioni campali, da trinceramenti, fino a un'ultima linea che verrà costruita a guerra durante, dal momento che le 3 linee del Brabante, la prima linea e la seconda linea verranno sfondate, dovranno creare una linea d'emergenza chiamata ne plus ultra, cioè dopo questa non ne abbiamo più. Bene, comunque queste linee erano di fatto che cosa? Non delle linee trincerate come possiamo pensare alle linee della Prima Guerra Mondiale, ma erano linee di trinceramenti, e nell'immagine successiva vediamo di cosa stiamo parlando. Sì, no, guarda, scusami, prima di passare ovviamente a come è fatto un Précarré e quindi all'immagine successiva, io stavo pensando
a una cosa. Poi lo vedremo anche successivamente, però dallo schema che hai fatto vedere, del cosiddetto schema Vauban, diciamo così, di fatto praticamente viene ripreso, anche se più in grande, questo schema di Vauban sull'intero territorio, diciamo, nord-est della Francia e diciamo dei Paesi Bassi spagnoli / francesi, perché di fatto, cioè, le linee sono quelle. Se noi andiamo a vedere, adesso devo ritrovare lo schema, eccoci qua, siamo, Sì, diciamo, qui sei a livello a una tattico cosa, e delle trincee che anche sono... se più piccolo, diciamo, in questo caso. Dall'altra parte nella cartina sembra più esteso, non so, poi magari sbaglio. Allora, quello che hai fatto vedere prima è proprio un livello tattico dove io Mhm. devo infossare le truppe nel terreno per evitare che vengano polverizzate dalle palle di cannone dell'avversario, con un approccio, se vuoi, quasi matematico, molto razionale al fronte d'attacco. In questo caso, cos'è che sembra molto di più il precare le linee realizzate da Vauban? Ricordano molto che cosa? Le linee della fanteria, che devono essere schierate linea dopo linea per enfatizzare la propria potenza di fuoco, e di fatto è così. La stellina rappresenta una piazzaforte, quindi sono le classiche fortezze bastionate del periodo. Le linee rosse rappresentano le linee di trinceramenti, quindi fortificazioni campali semipermanenti che dovevano appunto accogliere gli eserciti che dovevano fermare eventuali penetrazioni avversarie. Chiaramente hanno un problema queste linee, del fatto che non possono essere totalmente e completamente presidiate. Ecco, non è neanche il vallo di Adriano in Scozia poteva essere completamente presidiato dalle legioni, cioè ci sono dei punti in cui non c'è nessuno, e la cosa che possono fare, che può fare questa cosa, è sostanzialmente fermare dei raid in profondità nel proprio territorio. Però se arriva un esercito di davanti e non c'è nessuno a presidiare questa linea, chiaramente la linea cade. Quello che dobbiamo evitare di pensare, però, per esempio Ridley Scott c'è caduto in pieno, che non sono trincee della prima guerra mondiale col filo spinato o le battite davanti e la gente è nascosta. Queste sono strutture estremamente ben visibili. Sulle Alpi non fatte, ecco, quelle che abbiamo nelle Fiandre erano in terra, sulle Alpi abbiamo un misto terra-pietra, comunque erano strutture fatte così, che sono simili alle mura di una fortezza. Vedete, c'è il fossato, un muro a secco, dietro c'è tutto il ramparo, quindi la massa di terra destinata a proteggere le truppe, e in caso di attacco avremmo visto sicuramente molto meno alberi, che sono frutto dell'abbandono, ma avremmo visto spuntare dalla cima di questa struttura semplicemente le teste e i fucili dei soldati che dovevano difendere questa struttura. Ecco, questo è proprio un'opera, è un trinceramento del XVII-XVIII secolo, e avremmo trovato una struttura simile. Ecco che se c'è qualcuno in ascolto che dovrà realizzare un film sul periodo, sappiate che è sbagliato realizzare una trincea della prima guerra mondiale, bisogna pensare a una struttura di questo tipo, quindi estremamente ben visibile, in grado di intercettare e mortificare il più possibile l'effetto delle palle di cannone che vengono utilizzate contro queste strutture. Chiaramente se comincia a bombardarle con 100, 200, 3.000, 4.000 colpi di cannone, ecco, anche loro chiaramente collassano. Comunque abbiamo a che fare con delle strutture fatte così. Per la cronaca, se qualcuno vuole andare a vedere questo trinceramento, siamo alla Tuile, del campo trincerato del principe Tommaso, costruito nella prima metà del 600 e modificato nel corso della guerra di successione austriaca e poi successivamente nella guerra delle Alpi del 1792-1796. Comunque è una realtà stupenda da andare a visitare, facilmente raggiungibile in auto, e lo consiglio a tutti coloro i quali vogliono appunto vedere dal vivo una struttura, una fortificazione semipermanente delle guerre di antico regime. Allora, senti, ti chiedono, l'obiettivo del Re Sole era di agganciare, tra virgolette, i confini francesi sugli ostacoli naturali Reno, Alpi, Pirenei? Solo in parte. Solo Ok. in parte. Allora, questo è un argomento molto interessante. Il concetto di frontiera naturale incomincia a essere di fatto contemplata e quasi considerata sacra come idea, non tanto con la guerra di successione
spagnola, anche se Vauban ci pensa, quanto poi nell'Ottocento che diventa veramente decisivo questo approccio. Chiaramente l'elemento naturale diventerà sempre più importante. Nel corso del XVIII secolo, sì, certo che ne parlano anche un bel po', soprattutto poi per quello che riguarda la frontiera della Francia, i Pirenei, il Reno, grande chimera del Regno di Francia per tutto il corso del secolo, e la frontiera alpina per quello che riguarda appunto l'Italia. Chiaramente il conflitto durante si pensa a cosa? Al fatto di poter disporre di basi d'appoggio oltre queste linee, queste realtà geografiche, per poter di fatto proiettare la propria potenza all'esterno. Infatti appena potranno e quando potranno, in Italia ad esempio le grandi Place de dépôt come ad esempio Alessandria verranno immediatamente inglobate nell'impero francese per poter avere un trampolino di lancio verso l'esterno, e solo obtorto collo per ottenere una pace il più possibile vantaggiosa demoliranno le piazzaforti sulla riva destra del Reno che permetteranno loro ai francesi di proiettarsi verso la realtà tedesca, verranno appunto demolite e sacrificate al tavolo della pace. Quindi l'idea incomincia a esserci, però se possono proiettarsi oltre lo fanno. Ecco che arrivano i comandanti alleati, Marlborough, che viene nominato comandante delle forze inglesi nello scacchiere europeo, e a suo fianco cavalca il principe Eugenio. Ora, chiaramente la storiografia britannica presenta uno nel cono d'ombra dell'altro. In realtà non è così. Allora, quello che è importante è che Marlborough comunque rappresenta la corona inglese sul territorio, alla testa delle truppe. Ha un nome e un cognome, anzi soprattutto un cognome abbastanza pesante, questo Churchill, sì, è il parente, è antenato del Winston della seconda guerra mondiale, quindi potete immaginare che peso questa cosa ha nella narrazione degli eventi, soprattutto nel mondo anglosassone. Quindi abbiamo un John Churchill, antenato di Winston Churchill, che combatte contro la potenza che vuole dominare l'Europa, in questo caso non la Germania ma la Francia, e tutta questa letteratura ruota intorno alla figura di quest'uomo. Ma quest'uomo ha degli alleati ed ha al suo fianco uno dei più grandi condottieri del XVII secolo, che è il principe Eugenio di Savoia, parente del Vittorio Amadeo di cui abbiamo parlato prima, generale al servizio dell'impero asburgico. Ecco, questi due dioscuri della guerra di successione spagnola di fatto saranno la nemesi di Luigi XIV, in grado di puntare tutto su una guerra dalla mossa da cosa? Dalla velocità e dei movimenti a livello operativo, addirittura strategico in alcuni casi, comandanti capaci e comandanti che si espongono in prima linea nel corso dei combattimenti, con una velocità d'azione, un coraggio e anche una temerarietà in alcuni casi, che i comandanti francesi, con l'eccezione di poche persone, Villars da una parte, Villars e soprattutto Vendôme dall'altra parte, ecco, pochissimi di loro avranno nei confronti di questi due comandanti. Prima di tutto il problema è anche fermare il problema della penetrazione francese lungo la valle del Danubio e raggiungere la Baviera e fermare quell'avanzata verso Vienna tanto temuta. Al punto che spostano, e spostare quelle truppe cosa voleva dire? Parliamo di spostare le truppe dal settore delle Fiandre, scendere verso sud, possiamo vederlo nell'immagine successiva, l'esercito di fatto della Grande Alleanza, spostarlo da nord-ovest e spostarlo a sud-est, ha due problemi. Uno di tipo politico. Gli olandesi non ne vogliono sapere. Quell'esercito è stato levato, pagato per difendere le Province Unite e non se ne parla di muoverlo. Due, c'è un problema logistico, comunque parliamo di qualcosa come 20.000 uomini che devono essere proiettati a 500 km verso sud-est, che oggi può anche sembrare una cosa semplice, non lo è neanche oggi, però all'epoca poteva essere veramente un problema logistico di grosse dimensioni, collegarlo con le forze del principe Eugenio e sconfiggere le forze francesi di Tallard, che appunto, insieme a quelle dell'elettore e di un altro disgraziato comandante che è Marcel, che poi vedremo alla battaglia di Torino nel 1606, che stanno appunto puntando
verso Vienna. Bene, questa grande manovra, quindi parliamo di circa 500 km da nord verso sud, viene completata entro l'estate del 1704 per poter appunto affrontare i francesi nei pressi di una cittadina bavarese che si chiama appunto Blenheim. Marlborough vuole questa cosa perché sente che la battaglia sarà decisiva e permetterà di stroncare sul nascere qualsiasi azione offensiva francese nel teatro europeo, nord europeo, sicuramente a nord delle Alpi. Il 13 agosto le due armate combinate si ritrovano e affrontano appunto i francesi nei pressi di una cittadina tedesca che si chiama Blenheim. Ed è una grande vittoria. Nelle immagini successive vediamo appunto l'evoluzione di questo scontro. Allora, io adesso le farò Sì. andare velocemente, giusto per far Sì. vedere il movimento, perché è estremamente interessante, e poi ti chiedo di commentarle. Pronti? Via. Via. Allora, questa è la fase iniziale, lo scontro e appunto lo sfondamento finale. Secondo me gli elementi decisivi quali sono? Allora, so che molti non saranno d'accordo, ma da un punto di vista, ecco, io mi fermerei qua, guarda, da un punto di vista, non so neanche io se definirlo, filosofico o delle dottrine, ogni esercito, non dico che rimane uguale a se stesso, perché ovviamente questa è una sciocchezza nella quale da storici non possiamo cadere. Ogni esercito è figlio del suo tempo. Quello che però ho notato, e l'ho notato anche durante i miei periodi di servizio, è molte delle neanche idee di modi di approcciare il campo di battaglia continuano a essere, come dire, replicati a se stessi. Perché questo? Perché è comodo, perché si è sempre fatto così, perché la società mi produce un certo tipo di soldati che io posso impiegare in un dato modo. Ci possono essere varie spiegazioni e potremmo veramente dedicare un seminario a questo approccio della guerra. Quello che si coglie a Blenheim è veramente il modello britannico del campo di battaglia, perché se io analizzo nel dettaglio questo scontro, ci vedo tanti dei punti comuni con cosa? Con la battaglia di El Alamein del 1942, con gli scontri in Normandia del 1944 intorno a Caen. Cioè cosa fanno il principe Eugenio, ma soprattutto Marlborough, che in questo caso impone i tempi della battaglia? È un urto frontale con le forze avversarie al fine di logorarle, e nel momento in cui io trovo il punto in cui queste forze si stanno ormai logorando, ecco, in quel punto io lancio le mie riserve che devono sfondare il fronte e di fatto annientare le forze avversarie. Marlborough, che trattiene presso di sé gran parte della cavalleria, trova in questo momento, dopo ore di battaglia, il punto debole dell'avversario, dopo anche che il principe Eugenio è riuscito a bloccare delle pericolose azioni controffensive francesi, soprattutto a Oberglau, nel settore dell'ala destra alleata a sinistra, quella francese. Tra Blenheim e Oberglau trova il punto debole dell'avversario e gli lancia completamente le sue riserve, di fatto sfondando il fronte e vincendo la giornata. Questo modo di approcciare la cosa lo ritroviamo poi nel corso della storia militare britannica, ma anche alle Falkland hanno fatto esattamente la stessa cosa nei combattimenti intorno a Port Stanley. Sarebbe interessante vedere non solo, cioè, del perché da un punto di vista proprio militare questi modelli vengono replicati nel corso dei secoli. Capita anche a noi, nel senso, io non mi nascondo, nel senso che penso di essere uno dei primi teorici dell'Italian Way of War, dove ci sono dei modelli che vengono replicati dall'esercito base nostro, che poi è quello sardo, sabaudo, dal XVIII secolo in avanti, vengono replicati e ancora oggi si trovano, ma non solo frammenti, ma intere importanti sezioni di questo modo di ragionare sono ancora presenti nel nostro mondo militare. Ecco, campi di ricerca e di studio che possono essere, ecco, sfruttati o comunque sviluppati in futuro. E andiamo avanti. Nel 1704, quindi, gli eserciti tornano a nord e ormai, senza avere una forza credibile davanti a loro, sfondano gli anglo-olandesi la linea del Brabante, quindi era la prima di quelle linee che abbiamo visto. E Ramilly, l'esercito francese che cerca di fermare
soprattutto cerca di andare alla controffensiva su ordine di Luigi XIV, che vuole una vendetta per quello che era avvenuto a Blenheim. Bene, a Ramilly praticamente questo esercito, l'esercito francese del Villeroy, siamo nel 23 maggio 1706, viene sconfitto e la linea del Brabante di fatto completamente persa. E nell'immagine successiva vediamo l'exploitation, quindi lo sfruttamento del successo. Vedete il simbolo dell'esplosione ci indica la zona dei combattimenti di Ramilly, e di fatto la Fiandra spagnola, quindi l'attuale Belgio, viene perso e i francesi si devono riattestare sulle linee del Précaré. Ed è un cambiamento epocale, perché qui praticamente gli spagnoli perdono quello che erano i Paesi Bassi spagnoli, loro dominio addirittura dal XV secolo. Quindi è un componente dal punto di vista del mondo europeo, come era stato conosciuto fino ad allora, è proprio un cambiamento radicale per quello che riguarda appunto la geopolitica europea. Ma non è finita qui, perché ovviamente c'è l'altro grande teatro di guerra, è l'Italia. Il tutto si gioca su cosa? Sul difendere il Piemonte dall'annientamento, che era uno degli obiettivi principali di Luigi XIV, e riuscire a conquistare i passi alpini dai quali penetrare nella Francia meridionale. Attraverso cosa? Il controllo delle linee fluviali. Perché la pianura padana è bella e grande e oggi è attraversata da grandi autostrade, all'epoca muovere anche solo un cannone che pesa oltre 1 tonnellata lo muovo molto meglio e più velocemente sfruttando una via d'acqua che non le poco manutenzionate strade che attraversavano appunto la nostra pianura padana. Chiaramente nel 1706, che siamo nel momento apicale di questa guerra, il conflitto si sposta in Piemonte e ruota intorno alla difesa di Torino, e lo vediamo nelle immagini successive. I francesi hanno lanciato una campagna durissima, durata 2 anni di fatto, a partire dalla fine del 1703, per la conquista delle linee fluviali e dei passi alpini. I passi alpini li conquistano con una certa velocità e piuttosto agevolmente, quindi le piazze di Susa, ma soprattutto Montmélian, che verrà bloccata e alla fine conquistata senza poi un grande vero assedio. Tutta la Valle d'Aosta viene occupata, Nizza e Villefranche a sud, combattono per il controllo del fiume Po. Ecco, è importante perché dal Po, il Po mette in comunicazione con i grandi poli logistici di Pavia, che è il principale arsenale del Ducato di Milano, Casale, una delle capitali del Marchesato del Monferrato, alleato dei francesi, e quindi a controllo appunto del fiume stesso. Superano la barriera di Verrua-Savoia, che è la grande fortezza piemontese sul Po, e puntano prima su Chivasso e quindi su Torino. Al termine di 2 anni di assedi e di combattimenti, riescono finalmente a raggiungere le mura di Torino nel 1706 e iniziare l'assedio della città. I problemi strategici per i francesi quali sono? Arrivati al dunque, temono a sud uno sbarco inglese. Ci sono rumors che addirittura Marlborough potrebbe arrivare dall'Olanda e sbarcare in Liguria e penetrare nel sud del Piemonte, e lanceranno la campagna che tra maggio e luglio del 1706 per annientare le forze sabaude collocate nel sud del Piemonte e occupare le ultime fortezze in mano all'avversario per parare questo sbarco. Potrebbe arrivare dal Gran San Bernardo, ma in realtà si sta preparando un grande esercito imperiale in Trentino al comando del principe Eugenio. Marlborough vorrebbe venire, ma non verrà perché gli olandesi dicono: guarda che noi ti paghiamo le truppe e le forze per combattere nelle Fiandre, non per andare in Italia a aiutare il tuo amico principe Eugenio. Queste sono le linee di comunicazione. Vedete che i francesi muovono le loro truppe lungo i principali solchi vallivi delle Alpi, soprattutto la Val di Susa, la Valle dell'Arc in Savoia, parzialmente dalla Valle d'Aosta, tantissimo via nave da Genova, e attraverso il Passo della Bocchetta scendono su Alessandria, altro polo logistico fondamentale, già utilizzato dalle vecchie strade di Fiandra del 600 da parte spagnola, Casale, Pavia, Valenza, che sono di fatto le piazze forti che controllano il Po, e giungono appunto sotto Torino,
che è l'obiettivo di tutta questa campagna. Torino è la capitale del Ducato, se cade Torino di fatto cade l'ultimo diaframma che separa le linee dell'occupazione francese sulle Alpi con il Ducato di Milano. Il problema di Torino è che con Lille è praticamente in quel periodo la piazzaforte più munita d'Europa di fatto, e lo vediamo poi nelle immagini successive. Si tratta di una piazzaforte che a partire dal 1704, nel 1705, ma soprattutto nel 6 verrà ampliata a dismisura e si divide di fatto in 3 elementi fondamentali. A partire da sinistra a destra la cittadella pentagonale, una cittadella cinquecentesca che verrà ampliata e rinforzata non solo in superficie ma addirittura anche sottoterra con un impianto di contromina, quindi tutto un sistema di difesa sotterranea particolarmente complesso. La città, che è circondata appunto da una cinta bastionata rinforzata e, come vedete, anche ampliata dal punto di vista della profondità delle difese, e un saliente collinare. Torino è dominata ad est da un sistema di colline che verrà appunto interessata da una serie di opere fortificate, quei trinceramenti di cui abbiamo visto un'immagine precedente, che permette appunto di difendere la navigazione sul Po e quindi ottenere rinforzi e appunto poter proiettare soccorsi o comunque infastidire le forze avversarie nel settore collinare. Ecco, questa piazzaforte, insieme a Lille, come ci siamo detti, erano le 2 fortezze meglio munite d'Europa nel corso della guerra di secessione spagnola. La cittadella, in particolare, che diventerà l'obiettivo tattico principale dei francesi, viene completamente rinnovata. In rosso sono le nuove fortificazioni che vengono realizzate per l'assedio, erano opere in terra, non fanno in tempo a rivestirle con mattone, ma amplieranno a dismisura la profondità delle difese della cittadella nei confronti degli assalti francesi. Se andiamo avanti, vediamo anche che cosa fanno i francesi. Decidono, uno potrebbe pensare in maniera completamente errata, di attaccare la città dal punto più forte, appunto dalla cittadella stessa. Questo perché? Potevano fare 2 scelte. Allora, Vauban suggerisce loro di attaccare prima la città, in modo tale da conquistare, da separare la collina dalla cittadella, e quindi poi dedicarsi all'occupazione della cittadella stessa. Il comandante francese, la Foyade, dice: io attacco questa fortezza perché è piccola, è ancora un impianto cinquecentesco, ho dalla mia una potenza di fuoco maggiore, quindi ho più cannoni rispetto a quelli che sono quelli dei difensori. Sono in grado con la mia potenza di fuoco di spazzare via completamente le difese avversarie e assaltarle con la mia fanteria. La scelta si dimostra sbagliata per 2 ragioni. Prima di tutto la fortezza è completamente diversa rispetto a quella appunto che avevano in mente durante la fase di pianificazione. Seconda cosa, la Foyade non solo ha come missione quella di occupare Torino, ma come abbiamo visto prima anche come missione quella di sventare un eventuale sbarco britannico nelle coste nelle coste liguri, e quindi deve contemporaneamente occuparsi di 2 cose completamente diverse, e questo assedio si trascina veramente per tantissimo tempo. Inizia di fatto tra maggio e giugno del 1706, a settembre, e la città doveva essere caduta almeno da un mese secondo i tempi dettati dalle tattiche di Vauban, ancora si trascina. Bene, ad agosto, quando ormai è certo che l'esercito di soccorso del principe Eugenio sta arrivando, danno questi grandi assalti alla cittadella che sono estremamente costosi in termini di uomini e mezzi. Soprattutto vengono depauperate le preziosissime compagnie granatiere, quindi queste truppe scelte dei reggimenti francesi, che in assalti scriteriati fino a un certo punto, nel senso che comunque i difensori combattono molto bene, si appoggiano splendidamente alle fortificazioni permanenti che hanno a loro disposizione e alle artiglierie della piazza, riescono in 2 occasioni, abbiamo visto cos'era il 21 e il 26 agosto mi sembra, e quello del 31 agosto, danno l'assalto, occupano in parte le opere della cittadella, ma vengono respinti appunto dalle forze avversarie. Nel frattempo il principe Eugenio arriva, parte dalla valle dell'Adige, scende su Rovigo, Ferrara, Finale, Reggio, supera la stretta di Stradella e punta direttamente al Piemonte.
Perché questa marcia è fatta così? Allora, sono innanzitutto 700 km, quindi sono 200 km in più di quelle che fa Marlborough. Marcia superando gli affluenti di destra del Po durante il periodo estivo, ed è importante. Prima di tutto c'è un esercito francese a nord del Po e quindi magari bisogna evitare lo scontro prima di arrivare a Torino. Se puoi tornare all'immagine precedente, che così spiego solo una cosa. Grazie Luca. Sfrutto le strade a sud del Po perché a sud del Po devo superare gli affluenti di destra, che sono tutti fiumi appenninici, quindi d'estate sono secchi, mentre i francesi a nord devono superare i fiumi le cui sorgenti arrivano dalle Alpi, che sono invece, non dico in piena, ma sono estremamente carichi d'acqua, perché in quel periodo le nevi si stanno sciogliendo, quindi sono cariche di acqua di fusione, e quindi sono rallentati. Questa corsa a ritroso su Torino viene vinta appunto dal principe Eugenio, che, lo vediamo nell'immagine successiva, compie in 3 giorni il giro della piazzaforte di Torino, che è assediata dai francesi, isola il corpo dell'esercito francese che sta assediando la città, e nel frattempo è arrivata anche l'armata di Lombardia dell'Orléans, tagliando di fatto fuori tutte le linee di comunicazione e soprattutto riuscendo anche a intercettare un preziosissimo convoglio di munizioni che dalla Francia sta arrivando appunto alla città. Il risultato qual è? Che per la battaglia decisiva, che sarà combattuta il 7 settembre 1706, i francesi combatteranno con le munizioni contate, perché il consumo di colpi, assilio durante, estremamente, di polvere da sparo soprattutto, è enorme, e quindi per una battaglia prevista per quel giorno, tenendo conto che ormai queste battaglie vengono decise con la potenza di fuoco, quindi con la possibilità di avere proiettili a tutto spiano, bene, non ce l'avrò quel giorno, e quindi fa parte del processo di pianificazione che il principe Eugenio aveva già escogitato nel corso della sua avanzata, appunto per affrontare gli avversari sotto le mura di Torino. Il convoglio francese viene intercettato a Pianezza il giorno precedente alla battaglia, e dopodiché si dispone per lo scontro decisivo. Scontro che è decisivo, che vedete la mappa è orientata, ecco, il nord è sulla destra dello schermo. In che modo? Attraverso un urto frontale delle forze del principe Eugenio contro le forze francesi. La battaglia viene decisa sul lato sinistro da parte alleata, dove, guardate un po', troviamo queste truppe del Regno in Prussia, che di fatto assalgono le linee francesi. Allora, i francesi non hanno truppe di seconda scelta. Quelle segnate con le lettere 1, 2, 3 sono di fatto sono i 3 battaglioni del reggimento La Marine, che è uno dei grandi vecchi dell'esercito di Francia, quindi si tratta di truppe scelte. Infatti riescono a fronteggiare il primo e il secondo assalto prussiano, che viene respinto con perdite. Quindi vedete nell'immagine i granatieri di Dalmuth vengono respinti, la brigata Stillen viene comunque respinta dal fuoco avversario, il terzo attacco, che è quello di Hagen e di Zumjungen, che sarà quello che poi provocherà il crollo delle linee avversarie. Anche sulle altre linee del fronte avvengono vari combattimenti con crisi avversarie. In questo caso viene raffigurato che cosa? È il momento in cui la brigata carabinieri di Coulanges, che sono i squadroni 14, 15, 16, 17, contrattaccano uno sfondamento alleato lungo le linee trincerate, che sono 2 battaglioni francesi della brigata Bretagne che devono arretrare. Un battaglione va in rotta, il numero 14, il 12 e il 13, il 12 e il 14 arretrano, ma vengono supportati dai carabinieri, che sono truppa a cavallo, controcaricano gli avversari e riescono a respingere l'avanzata alleata. Bene, mentre abbiamo nel corso di questi scontri, la brigata, la Marine col suo reggimento, finisce i colpi. Abbiamo proprio un diario di un ufficiale del reggimento della Marine che scrive negli anni seguenti la battaglia, ci racconta come nel vivo dello scontro riescono a respingere 3 assalti, al quarto sono ridotti all'arma bianca, avrebbero bisogno di rinforzi che non ci sono, anche perché le truppe sono contate per una cattivissima pianificazione tattica dei francesi, che sono in superiorità numerica di teatro, ma in inferiorità nel settore attaccato dal principe Eugenio. E quindi questi uomini devono essere sostituiti al fronte, non ci sono sostituti, i colpi sono finiti,
e i prussiani riescono a sfondare le linee francesi. Piccolo inciso, secondo la storiografia sabauda, l'assalto sarebbe venuto lungo le rive dello Stura, guidato dal duca Vittorio Amedeo II. Ecco, mi dispiace, soprattutto per chi ancora è convinto di questa lettura storiografica, soprattutto che poi è frutto di una cattiva interpretazione dell'ufficio storico austriaco. Ovviamente in Italia, alla fine dell'Ottocento, soprattutto durante le celebrazioni del 1906, fu presa per buona, perché chiaramente il duca di Savoia veniva dipinto come un protagonista assoluto della battaglia. In realtà non era lì, questa carica degli ussari guidati dal principe Eugenio non è avvenuta in quel modo, comunque non era presente. Lo sfondamento è stato fatto dai prussiani. Non a caso nell'arsenale di Berlino era raffigurato un enorme affresco con il principe di Anhalt-Dessau, che era il comandante del contingente prussiano, che sfondava appunto le linee francesi sotto Torino, e questo affresco celebrava questa vittoria prussiana, perché in realtà era una vittoria imperiale e i prussiani erano lì come contingente ausiliario. Una copia di questo affresco su tela fu consegnata dal console, comunque dalla colonia tedesca di Torino, al comune di Torino nel 1906, e oggi conservato al Museo Petromicca di Torino stesso. Ed è, come dire, importantissimo, perché prima di tutto è una tela stupenda, è quella che poi apre la nostra serata, per intenderci, ed è, come dire, l'ultima testimonianza di questo ciclo di affreschi che la seconda guerra mondiale ha completamente distrutto, dal momento che lo Zockhaus di Torino è stato comunque annientato nel corso dei combattimenti. Cioè la struttura esiste ancora, ma gli affreschi non sono più presenti. La battaglia termina con questa cavalleria alleata che di fatto, come un enorme schiacciasassi, prima distrugge col proprio attrito e poi annienta le riserve di cavalleria avversaria, e a termine della battaglia, il 7 settembre 1706, il principe Eugenio si rende conto non solo della portata dell'evento, ha annientato l'esercito francese a Torino, ma esclama entusiasta: che colpo, l'Italia è nostra. In quel momento certo che è sua l'Italia, ha distrutto l'unica forza credibile esistente a ovest delle Alpi, a est delle Alpi, che possa permettere alla Francia di bloccare con qualsiasi pretesa asburgica nei confronti dei domini borbonici in Italia. Quindi Milano, Napoli, il Stato dei Presidi, la Sardegna e la Sicilia in quel momento cambia padrone, perché non c'è più nessuna forza credibile in grado di difenderli, e lui se ne rende perfettamente conto. A nord gli anglo-olandesi sfondano la prima linea del Précaré, quindi combattono a Oudenarde, battaglia che viene vinta dal solito Marlborough, scendono e assaltano la città di Lille, che è la versione francese di Torino. Ecco, in questo caso la pianificazione dell'assedio è molto più razionale rispetto a quella dei francesi, e Lille viene conquistata. Di fatto la prima linea del Précaré è sfondata. Ma non è finita qui, perché ovviamente si punta a costringere la Francia a una resa quasi senza condizioni. In che modo? Minacciando direttamente il territorio metropolitano francese. E l'offensiva anglo-olandese prosegue. Lo vediamo nelle immagini seguenti, nel 1709, con quella che è la battaglia più sicuramente la battaglia più sanguinosa del conflitto, che è Malplaquet. A Malplaquet sono presenti sia il Marlborough che il principe Eugenio, danno l'assalto a una linea fortificata francese, convinti anche della pochezza tattica e operativa dei francesi, che hanno dimostrato nel corso degli anni iniziali della guerra di successione spagnola, ma a Malplaquet prima di tutto incominciano ad esserci dei comandanti che sanno fare il loro lavoro. Abbiamo parlato di Vendôme, che va poi a combattere in Spagna insieme a Berwick, ma poi soprattutto il maresciallo di Villars, che sarà quello che stabilizzerà la situazione lungo le Alpi. E a Malplaquet gli alleati perdono 20.000 uomini, circa un terzo delle loro forze, contro 12.000 francesi. È un bagno di sangue, al punto che dopo questa, tra virgolette, vittoria, gli olandesi saranno molto più cauti nell'avanzare in territorio francese, e il prestigio di Marlborough verrà profondamente intaccato, e il principe Eugenio deciderà di dedicarsi ad altre cose, e infatti iniziano un po' a pensare a delle campagne contro gli ungheresi. Però
la seconda linea del Précaré viene di fatto sfondata in almeno 4 punti e i francesi si trovano costretti a realizzare, sebbene il loro morale dopo questo scontro incomincia a sollevarsi, realizzano una nuova linea chiamata Ne plus ultra. Piccolo aneddoto, ma a Malplaquet il bagno di sangue fu tale che addirittura corsero dei rumors che vedevano, raccontavano la morte di Marlborough. Tant'è che nacque anche un motivetto, Marlborough ne va pas la guerre, che è pure ancora oggi canticchiato, è un motivetto noto, come dire, folcloristico francese. Bene, nel 1711 però queste linee, che o sono completamente presidiate o comunque sono destinate a essere sfondate, la linea del Ne plus ultra viene bucata in almeno 2 occasioni, a Bouchain nel 1711 e successivamente nel 1712 dal principe Eugenio. Bene, sfondano, ma dopo lo sfondamento tra il maggio e l'agosto del 1711, quindi attraverso delle manovre, sbilancio l'avversario e vado a colpire la linea nel punto in cui è poco o per nulla presidiata, Marlborough riesce nell'idea strategica di superare questa linea e di fatto gli si spalancano le porte di Parigi, ma gli olandesi non hanno voglia di proseguire. Combattere un'altra battaglia vorrebbe dire replicare Malplaquet e sarebbero migliaia di morti per loro vedono l'ambizione del loro comandante. E in patria Marlborough viene di fatto, tra virgolette, sfiduciato, rimosso dal comando e chiamato in Inghilterra. Ha perso l'appoggio della corona. La Francia di fatto è salva. La puntata del 1712 del principe Eugenio verrà stoppata a Denain, che verrà appunto considerato una sorta di miracolo della Marna ante litteram, l'affondamento della Francia evitato e Parigi di fatto salvata da questa battaglia. E la Spagna? La Spagna è, come dire, è un fronte che vive di una vita completamente propria. Tra 1701 e 1705 i due elementi principali cosa sono? Prima di tutto gli inglesi che dominano il mare, grazie anche ai portoghesi, quindi hanno tutta una serie di porti d'appoggio, occupano un posto che avrà un certo peso nelle storie del Mediterraneo fino a tutta la seconda guerra mondiale, che è Gibilterra. Nel 1704 viene occupata dagli inglesi e poi sbarcano a Barcellona, dove installano il regno, la corte di Carlo III, che è presente sul territorio spagnolo, quindi incomincia a essere una minaccia credibile. Negli anni successivi, nel 1706, addirittura questa minaccia in cosa si concretizza? Con una doppia manovra dal Portogallo e dalla Catalogna, praticamente gli alleati riescono a mettere piede a Madrid e Carlo III può dichiararsi re di Spagna direttamente sul trono di Madrid. Chiaramente 1706, anno di trionfi alleati, non dimentichiamo che vincono a Torino lo stesso anno, non hanno fatto ancora i conti con l'oste, cioè con la capacità francese di recuperare i disastri dell'anno precedente. E infatti, come dire, la guerra comincia a fare selezione naturale di chi sa comandare e chi no. Vendôme prima, Berwick dopo arrivano Berwick prima e Vendôme dopo arrivano a comandare le forze franco-spagnole nel teatro appunto spagnolo. E Berwick va alla riscossa, la città di Madrid è conquistata, ad Almansa le forze anglo-portoghesi sono sconfitte e di fatto si ritorna a delle posizioni simili a quelle dell'anno 1705. Ma non è finita qui. Ci riprovano gli inglesi con un esercito comandato dal tenente generale James Stanhope, che occupa Minorca, quindi le Baleari, che diventano un ottimo trampolino di lancio per poter contendere ai franco-spagnoli il dominio della penisola iberica, puntano ancora una volta su Madrid, ma vengono sconfitti a Brihuega e di fatto, in questo caso è Vendôme, di fatto praticamente viene messa la parola fine al conflitto, alla guerra di successione spagnola in Spagna e Filippo V rimane effettivamente re di Spagna. Nel 1715, la guerra ormai finita, si preoccuperanno anche di rioccupare le Baleari, anche perché non dimentichiamolo, la Spagna non ha mai cessato di essere una potenza navale credibile,
al punto che punteranno nel 1718 anche a rioccupare con successo il regno di Napoli, la Sicilia e la Sardegna. Abbiamo parlato del Nord America, che è l'unico punto dove abbiamo degli scontri terrestri di una certa entità, le altre possiamo definire operazioni anfibie navali. E gli scontri dove avvengono? Avvengono soprattutto nel settore a nord delle 13 colonie, praticamente in quella che si chiama Acadia, che è questo settore confine tra il Nord America e il Canada. I coloni anglo-americani, se definiamoli così, vengono interessati da tutta una serie di raid di indiani fedeli alla corona francese, che tendono appunto a spopolare l'area al fine di successivamente ripopolarla con altre colonie. Ecco, è un conflitto più non completamente, ma comunque che gioca su delle regole diverse da quelle europee. Siamo qui a livelli proprio di scontri estremamente ridotti, però effettivamente quella che viene chiamata o la guerra dei castori o la guerra della regina Anna, che non è una guerra a parte, ma fa parte del grande insieme della guerra di secessione spagnola, vede che cosa? Sostanzialmente alla fine un vantaggio inglese, dal momento che le colonie reggono l'urto degli attacchi indiani. Non solo, ma le parti più importanti delle colonie francesi, quelle che inizia a essere chiamata la Nouvelle France, vengono di fatto inglobate in quelle che sono appunto le colonie francesi. Questo conflitto permetterà poi appunto di stabilire bene chi ha cosa nel continente nord europeo. Chiaramente l'affondamento di Marlborough, il siluramento di Marlborough, le vittorie francesi, soprattutto in Spagna, consentono a entrambe le parti di scendere al tavolo delle trattative e trovare una pace di compromesso. La pace di compromesso, che cos'è poi? È l'arte di scontentare le parti, o meglio, ciascuno va sul tavolo delle trattative pretendendo 10, portando a casa 6. Ecco, tanto per usare un termine di paragone. La Francia cosa ottiene? Bene, sulla Spagna Filippo V viene riconosciuto re. Vengono razionalizzate in parte le frontiere lungo il Reno. La Spagna perde completamente il regno di Napoli, la Sicilia e la Sardegna e il Ducato di Milano, che cambiano completamente padrone. E chi diventa il nuovo padrone di questa realtà? L'impero asburgico, che, come ci siamo detti all'inizio, diventerà il nuovo arbitro incondizionato della vita politica e militare della penisola italiana. Anzi, se non ricordo male, poi abbiamo messo anche una slide che raffigura nello specifico quello che è l'Italia. Per quello che riguarda noi, ecco, questo è il Nord America, dove si vede, rimaniamo pure sul Nord America, si vede proprio la parte in azzurro, che diventerà quella la Nouvelle France, le colonie, che poi saranno le 13 colonie, che appunto diventano il nuovo bacino di partenza, comunque il nuovo bacino di raccolta dei coloni che andranno a vivere in Nord America, legati alla corona inglese, ma soprattutto l'isola di Terranova e Porto Royal cambiano padrone e diventano inglesi. Questo cosa comporta? Che a parte Louisbourg e l'isola di Capobretone, diventerà sempre più difficile per i francesi controllare le vie navali da e per la Nouvelle France, e quindi riuscire a proiettare delle forze in Nord America e contendere all'avversario il dominio del continente sarà una scommessa sempre più difficile, scommessa che verrà in parte vinta, ma ecco, definiamola pareggiata nel corso della guerra di successione d'Austria, completamente persa nel corso della guerra dei 7 anni, dove appunto diventerà impossibile proiettare forze o comunque dei rinforzi a difesa di queste colonie. Per la parte italiana, ecco, cosa succede? Succede che Napoli, Sicilia, Regno di Sardegna, Napoli e Regno di Sardegna passano agli Asburgo. Il Ducato di Milano con Mantova, il Duca di Mantova viene dichiarato Granfellone dell'impero, estromesso dai suoi territori, il Monferrato piemontese dato in Savoia, Mantova e il suo territorio inglobato nel Ducato di Milano. Questo vuol dire che gli Asburgo hanno le chiavi del controllo strategico, operativo e strategico della penisola italiana. Milano e soprattutto Mantova diventa l'hub logistico per qualsiasi esercito che si dovrà muovere nella pianura padana e controllare tutti i transiti verso sud.
il duca di Savoia diventa re di Sicilia, quindi diventerà l'ago della bilancia della politica militare italiana, perché rimarrà, grazie alla presenza dei Valdesi, grazie a quello che ha fatto nel corso di questa guerra e di quello che faranno poi i suoi successori nel corso del XVIII secolo, legato a doppio filo con la corona britannica. La popolazione valdese sarà sempre vista, come dire, verrà sempre tutelata dagli inglesi, i quali utilizzeranno i re di Sicilia prima, ma soprattutto di Sardegna dopo, come elementi, come delle pedine per la loro presenza nella penisola italiana. Non dimentichiamo che nel corso della guerra di successione d'Austria un sussidio di 300.000 sterline oro veniva consegnato al Regno di Sardegna per arruolare truppe che verranno appunto utilizzate nel corso del conflitto. Cambierà nome perché? Non perché viene scambiato dopo un gentleman agreement tra le due parti, perché gli spagnoli, forti della loro potenza navale, faranno una guerra contemporaneamente contro Francia, Inghilterra e Impero Asburgico, detta guerra della quadruplice alleanza, e contenderanno Napoli, la Sicilia e la Sardegna a chi gliela ha sottratti nel corso della pace di Utrecht, con ottimi successi da un punto di vista militare, perché la Sardegna e la Sicilia verranno rioccupati in mano militare. Ecco perché poi la Spagna, scusate, il duca di Savoia, torto collo, dovrà poi scambiarlo con la Sardegna, perché dal punto di vista militare li aveva di fatto persi. E Napoli, sì, e diventerà con il trattato dell'Aia di fatto re di Sardegna, non più duca, che è un'altra storia. E comunque smetterà di essere re di Sicilia e diventerà appunto re di Sardegna, con esattamente lo stesso, come dire, importanza che avrà per la Prussia la nomina non più a duca di Brandeburgo, ma appunto a re in Prussia e poi re di Prussia. L'Italia quindi va a finire sotto la tutela asburgica, con l'unica eccezione del Regno di Sardegna, che diventerà, come dire, una sorta di bilanciamento britannico nella penisola italiana. E andiamo a elencare le conclusioni di questa grande carrellata storica. Sì, in realtà un ulteriore, diciamo, spin-off, se possiamo dire, o come dire, clausole ulteriori del Trattato di Utrecht saranno poi quelle del Trattato di Rastatt esatto. nemmeno pochi mesi dopo, in realtà tra il gennaio e il marzo del 1714, che di fatto concluderanno completamente questa guerra di successione. Perché? Perché di fatto Carlo, quello che doveva essere Carlo III di Spagna, ma che poi rimarrà insomma con un, tra virgolette, pugno di mosche in mano, perché in realtà era un po' imperatore poi. Sì, e all'inizio era un po' scontento di tutto, non aveva trattato di fatto con la controparte a Utrecht, e quindi di conseguenza, diciamo così, Rastatt sarà l'occasione giusta. Ovviamente chi va a trattare per lui, inutile dire, il principe Eugenio. E da lì poi lui diventerà ovviamente anche Carlo VI, se non ricordo male, del Sacro Romano Impero. Comunque, andiamo a vedere queste conclusioni. Ecco, le conclusioni ce l'è detta un marchese di Vauban che ha visto le sue linee perforate, però dice: ve le racconto io le conclusioni. Quindi alla fine il protagonista principale, comunque se vedete quello in cui tutto è iniziato e tutto ruotato intorno a questa persona, il Re Sole, cosa ha ottenuto? Allora, se i suoi obiettivi sono conquistare nuovi territori, la Francia deve essere la principale potenza europea, indebolire gli avversari e gloria personale, sì, lo ottiene. Nell'immagine successiva vediamo proprio che il risultato è che la Francia rimane la principale potenza europea e rimarrà tale fino agli inizi della guerra dei 7 anni, dove effettivamente lì ci sarà il crollo verticale della Francia come potenza. Gli Asburgo d'Austria ottengono il primato in Italia, ma rischieranno il collasso nel 1740 perché escono da questa guerra provati e subiranno una crisi istituzionale profondissima con la guerra della pragmatica sanzione, dove appunto in realtà ancora prima con la guerra di successione polacca e poi ancora di più con la pragmatica sanzione, cioè
la successione austriaca. Esatto, subiranno i primi scolloni nella successione polacca, e poi con la pragmatica sanzione rischieranno veramente il collasso della struttura statuale imperiale. L'Olanda finisce di essere una potenza di primo rango e diventerà di fatto una delle tante potenze europee, ma sicuramente di secondo o se non addirittura di terzo rango, al punto che scomparirà nel corso del XVIII secolo, verrà addirittura occupata da una forza prussiana per gestire dei disordini che c'erano stati. E l'Inghilterra è, come dire, l'altro elemento fondamentale che diventa la principale potenza navale del continente europeo. E nelle guerre successive, soprattutto austriaca, ma guerra dei 7 anni, diventerà veramente la potenza principale, egemone, dell'intero continente europeo, che poi di fatto sarà quella che lotterà nel corso delle guerre napoleoniche, grazie a questa potenza navale che si viene a creare all'inizio del XVII secolo contro la Francia napoleonica, appunto. Un libro, un film, una canzone. Allora, il libro è questo, che possiamo anche faccio vedere, eccolo qua, L'arte della guerra nell'epoca di Marlborough, scritto da David Chandler, che è noto ai più per i suoi volumi dedicati alle guerre napoleoniche. Però è stato anche uno studioso delle guerre del XVIII secolo, tant'è che al personaggio è dedicato 2 volumi, uno dedicato all'arte del comando, uno al mondo della guerra, che è questo che presentiamo questa sera, e un terzo che è lo studio di un diario di un ufficiale britannico. Tra i film, io ho suggerito Rob Roy perché, sebbene che sia un elemento a latere della guerra di successione d'Austria, mi piaceva molto per le ambientazioni di questa parte scozzese dell'Inghilterra siamo nel 1715. Nel film raffigura molto bene quello che è la realtà sociale e anche un po' bellica dell'Inghilterra di quel periodo. Con Luca si ragionava appunto su un altro film. Sì, in realtà l'hanno suggerito anche qua in chat, quindi grazie per averlo suggerito, cioè sempre per quanto riguarda l'Inghilterra, tutta la questione Marlborough, la questione anche in piccola parte dell'Act of Settlement che avevo menzionato all'inizio della live e di tutta insomma la questione di Anna Stewart, è il film di Lanthimos, La favorita, con Esatto. Rachel Weisz, Olivia Colman e Emma Stone. Ora, è un film di Lanthimos, quindi è un film tendenzialmente, allora, è in costume, basato sì sulla storia che anche abbiamo trattato qui, però giustamente in chat dicono sì, è molto, diciamo, licenzioso, perché è un film di Lanthimos, quindi Lanthimos è lo stesso regista greco di Povere creature e dell'odierno Kind of Kindness, quindi insomma è un po' surrealista su certe cose. A me personalmente non piace, quindi però siete avvertiti. È un film che forse è un po' lentino da certi punti di vista, però intanto vi potrà interessare proprio per questo fatto, del fatto di questa parentesi che è quella di Anna Stewart e di quello che in realtà è la figura di queste 2 cortigiane. Da una parte abbiamo quella interpretata da Emma Stone, che sarebbe Abigail Marsham, e dall'altra invece quella forse anche più importante, interpretata da Rachel Weisz, che è appunto Sarah Jennings o Sarah Churchill, cioè la contessa di Marlborough, perché è colei che di fatto, se dietro diciamo un grande uomo c'è una grande donna, ecco lei proprio, grazie anche al suo apporto all'interno della corte, riuscì, diciamo, a far valere anche il prestigio del marito da questo punto di vista. E quindi... E poi... Oh, scusami. No, niente, quindi questo è il mio consiglio personale, insomma, se volete provate a vedere questo film. Scusa Giovanni, prego. Nulla. Poi per quello che riguarda la colonna sonora, esiste questa raccolta di canti tradizionali, intitolato poi nello specifico Soldati coscritti disertori, con questo canto intitolato Je me suis engagé, che trovate su YouTube. Comunque è un canto che racconta di un disertore che abbandona il proprio reparto in quanto vuole andare a trovare l'amata, si strugge per questo amore, viene catturato e di fatto giustiziato. È uno dei canti più noti del periodo,
e secondo me raffigura molto bene anche a un certo punto l'estraneità di questi soldati che si trovano a combattere una guerra lunghissima, dalla quale a un certo punto cercano anche una fuga. Ecco perché il tema della diserzione, del pericolo dell'arruolamento e poi della morte certa diventa un elemento costante di queste ballate popolari della prima metà del XVIII secolo, quasi in anticipo di 2 secoli su quello che sarà appunto i canti, quelli che saranno i canti della Prima Guerra Mondiale. E concludo ringraziandovi per la vostra pazienza e per la vostra attenzione. No, io intanto in primis sono qui a ringraziarti perché intanto adoro le tue slide Grazie. e la chiarezza e poi ovviamente mi piacciono un sacco questi argomenti, essendo io stesso uno storico modernista di formazione. Allora, ci sono delle domande in realtà per te, ne prendo 2, anzi 3. La prima è questa: quanto ha pesato la pressione fiscale imposta dalla guerra nel portare al tavolo delle trattative i contendenti? In realtà abbastanza, perché fondamentale. Cioè, allora, noi storici militari siamo, cioè, molto spesso non ne parliamo. In realtà bisognerebbe aprire ogni capitolo, se uno narra la storia di una guerra, ogni capitolo dovrebbe essere aperto con tutte le misure necessarie per finanziare una guerra. Chiaramente queste guerre del XVIII secolo hanno, come dire, hanno delle difficoltà di finanziamento estremo e man mano che gli anni passano c'è un depauperamento della propria potenza fiscale che fa sì che le risorse siano sempre meno, quindi vengano rischiate sempre meno e alla fine ci si costringe o a accendere dei mutui spaventosi che poi alla fine costringono le parti a fermarsi, quindi quando si dice pre-esaurimento è un doppio esaurimento di uomini e di soldi, e poi una volta recuperate le forze si fanno altre guerre, e quindi è estremamente importante e dovrebbe essere, come dire, accompagnato pari pari ecco, il campo di battaglia fiscale è uguale, come dire, segue in parallelo il campo di battaglia fisico dei soldati. Chiaramente ad ogni guerra c'è un miglioramento del controllo fiscale e soprattutto del sistema di tassazione. Non dimentichiamo che un sistema di tassazione efficace, quello asburgico, tanto per citarne uno, nasce perché sono necessari soldi per poter finanziare le guerre successive. Il sistema teresiano, catastale, tutto quello che vogliamo, certo. nasce perché devono finanziare la guerra dei 7 anni, se no non l'avrebbero fatto o comunque l'avrebbero fatto con estremo ritardo. Cioè, è la guerra che vuole queste cose, o che impone queste cose. E proprio parlando della guerra dei 7 anni, ricordiamoci che poi tutto il disastro inglese che avvenne posteriormente alla guerra dei 7 anni con la rivoluzione americana e la guerra di indipendenza appunto delle 13 colonie derivò anche dal sistema di tassazione inglese verso queste colonie. Perché? Perché ormai dopo la guerra dei 7 anni era andata in una piena crisi economica e aveva bisogno di tornare ad avere quel potere, diciamo, economico che aveva guadagnato poi nei secoli la Gran Bretagna. O i francesi riescono a crearsi una rivoluzione di dimensioni epocali perché finanziano a tutto spiano la loro presenza nella guerra contro l'Inghilterra a favore delle 13 colonie, di fatto ricostruendo da zero una flotta che avevano abbandonato nel corso della guerra di successione spagnola e austriaca, e di fatto l'aspetto fiscale ha imposto delle scelte draconiane che poi alla fine hanno pagato a livello sociale, che ha impattato fino a creare un sovvertimento dell'ordine sociale, se vogliamo, che non è poco. Certo. Allora, altra domanda, quanto impatto ha avuto la stampa europea nella guerra di successione spagnola? L'abbiamo visto, allora, la stampa condiziona l'opinione pubblica. L'opinione pubblica ha condizionato, ad esempio, la rimozione di Marlborough quale comandante in capo delle forze alleate nel fronte delle Fiandre. Quindi l'opinione pubblica, ora, in Inghilterra si è comportata così, in altri posti cosa può provocare? Può provocare delle rivolte, e quindi la stampa porta informazione. Se queste informazioni poi prevedono
la comunicazione di cose che non vanno bene o comunque che provocano tensione sociale diventa importante. Comunicavano, sì certo comunicavano attraverso questi definiamo le gazzette a stampa che venivano pubblicate semestralmente. Ecco, quello che dobbiamo pensare è che le comunicazioni non sono immediate come oggi, potevano passare giorni, settimane, mesi, ma alla fine arrivavano e condizionavano l'opinione pubblica. Lo stesso Luigi XIV non può permettersi di non ascoltare quello che il popolo dice. A un certo punto, se il popolo incomincia a rumoreggiare, anche in una monarchia come quella, bene, bisogna un attimo scegliere amici consigli. Ecco. Ci sono i cahiers de doléances apposta che erano stati già creati, quindi cioè, per forza di cose doveva in qualche modo leggerli. Ecco. Ultima domanda invece che ho visto in chat, ti chiedono se appunto quella presentazione che abbiamo mostrato potrà essere disponibile. Io ho risposto, sì, certo. Insomma, contattate direttamente via mail Giovanni Cerino Badone e verrà appunto fornita sempre se vorrà lui la presentazione di cui sopra. A disposizione di chiunque, anzi cioè, chiunque, io sono sempre per la diffusione dei materiali, insomma non so, ecco, non sono una persona che si trincea il proprio orto di ricerca, ma al contrario sono per una condivisione del sapere, ecco. Bene. Detto questo, dato che ormai siamo anche all'ora di cena, allora vi do intanto vabbè, ringrazio voi che siete stati qua quasi 2 orette, di nuovo ormai queste live stanno diventando lunghissime, però insomma quando ci sono tanti argomenti, di fatto questo ad esempio era molto denso, insomma condensarlo in poco tempo non è neanche così semplice, a meno che non si parli di 3-4 righe del tipo va bene, Carlo II muore, mette Filippo V come re di Spagna, però agli austriaci questa cosa non va bene, si inseriscono gli inglesi e gli olandesi, alla fine finisce che vincono i francesi. Cioè questa cosa sarebbe, voglio dire, il tempo di uno short. Qua, insomma, si cerca di approfondire un pochino di più. Detto questo, sperando che anche il buon YouTube non mi demonetizzi, e a questo punto vi ringrazio te Giovanni, e mettete un like, condividete, perfetto, queste cose non le faccio mai, però per la prima volta lo dico a schermo, e io vi rimando a questo punto a questo venerdì, che tornerà una nostra conoscenza comune, cioè Marco Bognardi, che oltretutto ho visto che è qua in chat, che ci sta seguendo. Ciao, parleremo di guerra non di successione, ma di guerra di secessione americana, e da un punto di vista tecnico-tattico, e indagheremo se effettivamente è stata la prima vera guerra moderna, contemporanea, da questo punto di vista tecnologico e bellico. E vedremo insomma che idea ci faremo noi e vi farete voi con la live di venerdì. Quindi a questo punto, alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti e grazie. Un saluto a tutti.